Il profumo degli angeli. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante e anche molto particolare, quello che si vede, che si percepisce poco prima della, diciamo di passare all'altra vita. E molte persone hanno raccontato, che già, da qualche giorno prima che il loro caro venisse meno, costui diceva di, vedere, la propria camera piena di persone care, di anime di trapassati che sorridevano loro, li benedicevano e, si facevano loro incontro per abbracciarli. Altre persone invece hanno raccontato di aver visto nella loro camera degli angeli, in particolare esiste un filmato che non vi mostrerò perché, sono immagini molto, molto, intime, molto particolari e molto toccanti. C'è un filmato di una figlia che ha girato alla madre pochi giorni prima di morire, in cui questa signora guarda, intorno a sé, la stanza, le pareti della stanza con proprio un volto estatico, dicendo alla figlia: "Guarda, ci sono gli angeli che sono venuti a prendermi." E la figlia le chiede: "Quanti sono questi angeli mamma?" E la mamma le risponde: sono 4 bellissimi angeli." Ecco, quando ho visto questo filmato che, non ho intenzione di mostrarvi perché, ritengo che, gli ultimi istanti di vita di una persona debbano rimanere qualcosa di molto privato. Quando ho visto questo filmato, veramente ero un pochino, cioè, perplessa, riguardo a questa cosa, però, ho pensato comunque potesse essere un fenomeno che sicuramente potesse accadere e, qualche giorno fa ne ho avuto la prova, perché purtroppo è venuta a mancare una persona a me molto cara, che era ricoverata in una struttura in cui, diciamo, non mi è stato possibile entrare, in cui l'ingresso insomma era riservato solo a pochi, familiari, diciamo, intimi. Quindi, però mi è stato raccontato che, il giorno prima che questa persona venisse a mancare, la stanza ha iniziato ad essere inondata di un fortissimo profumo di eucalipto, avvertito da tutti, dalla stessa persona, che poi purtroppo è venuta a mancare, dai familiari, e dagli infermieri, e questo fortissimo profumo di eucalipto, si è protratto per tutta la notte fino alla mattina seguente, quando poi questa persona purtroppo è venuta a mancare. Poi ecco, parlando, con queste persone appunto che avevano avvertito questo fortissimo profumo, mi è stato detto una cosa che non sapevo, che, l'eucalipto è una, delle fragranze angeliche, che, quindi gli angeli fanno avvertire, la loro presenza attraverso dei profumi particolari, tra cui c'è anche l'eucalipto. In questo video voglio farvi una specie di carrellata, di tutte le fragranze angeliche, cioè di tutte le piante, il cui profumo viene associato alla presenza degli angeli, di modo che, se qualcuno di voi, ha modo di, andare a visitare un ammalato che dice di avvertire, un determinato profumo, possiate rendervi conto se, quel profumo, in qualche modo può essere associato alla presenza in quel momento nella stanza di un angelo. Bene carissimi, allora, vi lascio a queste immagini di piante e chissà, magari qualcuno di voi, vedendole può ricordarsi che magari uno
una di queste piante, l'odore particolare di una di queste piante, può averlo avvertito mentre assisteva magari un suo caro, insomma, poco prima che costui venisse meno, e quindi fare mente locale e capire che in quel momento, vicino appunto alla persona cara che stava per lasciarla, c'erano gli angeli che erano venuti a prenderla. E questo penso che sia un racconto straordinario, perché ci aiuta anche a trovare pace e serenità dopo che una persona cara ci ha lasciato, nella consapevolezza che a prenderlo sono venuti degli angeli, molto probabilmente, che hanno fatto da corteo alla Vergine Santa, che è colei che accoglie e abbraccia tutte le anime, nel momento della loro dipartita, per confortarle e condurle alla presenza di suo figlio e per intercedere per la loro salvezza. Bene carissimi, a presto. Santa giornata.